Oggi qua presso la provincia di Treviso è stato firmato questo protocollo d'intesa con gli 8 comuni dell'area GAL e soprattutto anche area UNESCO e con i quali abbiamo affidato il compito alla provincia di Treviso quale capofila di portare avanti questo progetto dal punto di vista tecnico. L'obiettivo è quello sempre ormai da tempo che stiamo portando avanti, che è quello di promuovere il turismo nel nostro territorio attraverso gli itinerari già riconosciuti dall'associazione UNESCO e quindi in collaborazione con l'associazione UNESCO e non solo ma con tutti i comuni dell'area GAL stiamo così finanziando questi progetti che vanno a riqualificare e a mettere in sicurezza questi interessanti itinerari già codificati dall'associazione UNESCO e riconosciuti dai comuni, che saranno poi il futuro nel nostro territorio per quanto riguarda il turismo, soprattutto internazionale. Con questo progetto che riguarda 8 comuni dell'ambito A, quindi i comuni da Cison in giù, la Vallata, fino a Fregona, Sarmede, Cordignano, andiamo a qualificare i percorsi itinerari dell'area UNESCO, quelli individuati da Carraro per capirsi, con delle piccole aree attrezzate per la sosta, con la bacheca informativa, con il belvedere, con il selfie point che è molto richiesto. È un progetto che completa, quindi complessivamente interveniamo su 17 comuni, i primi 9 erano già stati fatti col progetto dell'anno scorso, qui completiamo l'opera. È un progetto di sistema che consente anche di realizzare queste aree attrezzate un po' sul modello Austria, quindi tutte uguali, con gli stessi colori, stessi materiali, stessi standard progettuali, quindi anche con un bel risultato ed è un alzare l'asticella rispetto magari al passato dove ogni ente faceva il proprio intervento, magari scordinato da quello di altri comuni e questa è un po' la funzione da un lato della provincia di fare da ente capofila e del GAL di coordinare i comuni per queste progettualità dove si lavora insieme, quindi una progettualità d'area per valorizzare questo grande driver dello sviluppo che è per noi il riconoscimento UNESCO. Come Associazione UNESCO siamo qui oggi presenti alla firma di questo protocollo che vede coinvolte una parte dei comuni all'interno della core, della buffer e della commitment zone, quindi una sinergia che si rafforza sempre di più tra quello che è l'Associazione UNESCO, le singole amministrazioni comunali e i Galata Marche che grazie a questo contributo ci permetterà di appunto valorizzare i nostri percorsi, le nostre aree di sosta, i nostri punti di osservazione, quindi un grazie va al GAL che ha messo a disposizione dei comuni questa opportunità e alla provincia di Treviso che farà da capofila e da stazione appaltante.